Un sindaco, un'amministrazione deve curare anche le problematiche di tutti i giorni, quelle quotidiane, a partire dallo stato in cui versa il cimitero di San Michele di Venezia, in cui versano certe discariche, certe zone in giro per la città, l'abbandono di rifiuti e, perché no, anche le deiezioni dei cani che i padroni incivili non raccolgono. L'appello al sindaco Luigi Brugnaro arriva da Garanzia Civica, associazione impegnata da anni a lottare contro la piaga delle cacche dei cani non raccolte dai rispettivi padroni. È da circa 2 anni che abbiamo Zero Cacca, una pagina Facebook dedicata proprio a questo fenomeno, e abbiamo provato con i politici dell'era Orsoni senza nessun riscontro, qualcosina in più con Zappalorto e Manno, che ci hanno ascoltato, almeno ci hanno accolto, ci hanno convocato, però allo stato dei fatti ci sono pochi risultati. Risultati che il sindaco ha invece promesso fin dai primissimi giorni del suo insediamento. Allora, intanto cominciamo a dire che i cani si devono portare al guinzaglio e chi fa la cacca se la deve raccogliere. Cominceremo pesantemente a educare la gente. Qua non c'è nessuno strato sociale che va difeso, né il veneziano di mio nonno. Non mi interessa niente, se il tuo cane ha fatto la cacca la pulisci, se no fai a meno di portarlo in giro per la strada, perché non vogliamo pulirci la strada per forza da noi. Condividiamo l'intento e anche la severità, sottolinea il presidente dell'associazione cittadina. Ora speriamo che alle parole seguano i fatti.